È stata un'edizione molto partecipata e ricca di successi quella del Taormina Food Expo 2024 che si è tenuta dal 21 al 24 novembre presso il Palazzo dei Congressi della città ionica. L'evento, giunto alla sua terza edizione, è stato organizzato dalla CNA Sicilia con il contributo dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, il patrocinio oneroso dell'assessorato regionale al turismo e quello non oneroso del comune di Taormina. A tagliare il nastro inaugurale della manifestazione è stato Nello Battiato e Piero Giglione, rispettivamente presidente e segretario della CNA Sicilia, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali, nazionali e internazionali, tra cui il sindaco di Taormina Cateno De Luca, l'assessore regionale all'agricoltura Salvatore Barbagallo, il ministro dell'agricoltura maltese Anton Refalo, il presidente del Parlamento maltese Angelo Farrugia. Durante i 4 giorni della manifestazione migliaia di persone hanno visitato gli stand delle oltre 50 aziende presenti che operano nel settore dell'agroalimentare siciliano e maltese, con prodotti di eccellenza. Molto partecipati anche gli show cooking, in cui ogni giorno i cuochi dell'Unione regionale siciliani e maltesi hanno proposto i piatti della tradizione, i talk show. Prestigiosi esperti ed esponenti del mondo delle istituzioni hanno dibattuto sui temi della dieta mediterranea. Da anni la CNA, dichiarano Piero Giglione e Nello Battiato, rispettivamente segretario e presidente della CNA Sicilia, sta investendo molto su un settore strategico per la Sicilia come l'agroalimentare e continuerà a farlo anche nell'ambito del programma Sicilia, Regione Europea della Gastronomia 2025, che la Regione sta portando avanti. Strategico a tal proposito è il lavoro che stiamo facendo per ottenere la certificazione STG, specialità tradizionali garantiti, e di ben 9 piatti della gastronomia tradizionale siciliana già presentati dagli chef nell'edizione del Taormina Food Expo 2023. Vogliamo valorizzare, ha dichiarato Tindaro Germanelli, presidente della CNA Agroalimentare Sicilia, lo straordinario patrimonio culturale e agroalimentare dell'isola che in ogni territorio vanta prodotti e piatti di alta qualità, non solo attraverso la loro esposizione, ma parlando del cibo in tutte le sue declinazioni, tutela dell'ambiente, stili di vita, salute. Bene, un bilancio di questa iniziativa, di questi 4 giorni che ha visto come leitmotiv il gemellaggio con l'isola di Malta. Ma il bilancio certamente è positivo, grazie anche all'attivismo e alla grande disponibilità degli amici della Malta Food Agency, che sono qui in delegazione e hanno portato una delegazione di imprenditori che sono proprio in questa area. Noi abbiamo un programma, abbiamo un progetto da portare avanti con la Malta Food Agency e soprattutto col governo maltese che ha condiviso questa nostra idea. Ieri e avanti ieri c'era il ministro maltese con il viceministro, il presidente del Parlamento e tutta la delegazione nutrita, proprio perché noi pensiamo di portare avanti strategicamente un progetto di valorizzazione delle nostre produzioni agroalimentari, quindi siciliane e maltesi, con un chiaro obiettivo che è quello di andare a fare qualcosa verso l'area del Maghreb, quindi loro sono la porta d'ingresso verso l'area del Maghreb, noi siamo per loro la porta d'ingresso verso il mercato comunitario, quindi questo interscambio è importante per portare avanti nel mondo il grande patrimonio agroalimentare maltese e siciliano, ma soprattutto la gastronomia. Noi della gastronomia abbiamo fatto un punto di incontro della cultura gastronomica maltese e proprio qui in questi giorni abbiamo avuto la fortuna di avere una delegazione di chef maltesi che hanno presentato i loro piatti principali, per cui loro già a partire dal prossimo 21 faranno un'azione di tutela dal punto di vista comunitario con l'attribuzione di certificazione comunitaria alla loro gastronomia. Noi lo stiamo facendo per la nostra gastronomia e ci incontreremo nel panorama europeo difendendo e tutelando i nostri prodotti e piatti che saranno ricondotti esclusivamente all'utilizzo delle materie prime certificate del territorio. Noi siamo fortemente convinti che ogni piatto ha un'identità
ha un riconoscimento territoriale, quindi un'identità culturale del territorio. Quindi l'obiettivo che abbiamo noi è quello di portare in Europa e nel mondo non solo la gastronomia, ma la cultura che c'è, l'identitarietà che c'è dietro un piatto, che deve essere essenziale, è tutelata e difesa e promozionata dal mondo. Abbiamo visto cultura, cooking show, molti piatti siciliani sono stati spiegati dalle varie realtà della cucina siciliana. È un motivo in più per riproporre l'edizione anche nel 2025, Presidente? Assolutamente sì, già stiamo lavorando per perfezionare questa iniziativa del 2025, ma possiamo anticipare che stiamo lavorando con gli amici maltesi perché questo appuntamento sia un appuntamento non solo fatto in Sicilia, e su Taormina noi abbiamo ormai individuato una location importante perché la promozione dei piatti della gastronomia passa attraverso un veicolo importante che è il turista, e noi al turista vogliamo offrire in Sicilia e a Malta la genuinità della gastronomia, però vogliamo anche realizzare un progetto importante, cioè quando il turista ritorna nel suo paese e va nella ristorazione maltese all'estero o nella ristorazione siciliana all'estero, deve avere la garanzia di ritrovare riprodotti gli stessi piatti che mangia in Sicilia o a Malta nelle stesse medesime condizioni, e questo è l'obiettivo e lo scopo che abbiamo principalmente. Quindi io credo che alla fine il progetto è partito col piede giusto, sta camminando velocemente e noi faremo il modo possibile di raggiungere tutti gli obiettivi. Presidente, un'ultima domanda, ecco, voi state preparando un paniere di tipicità siciliane da cui mettere il marchio DOC? Noi in verità già l'anno scorso abbiamo presentato 9 piatti caratteristici delle province siciliane, uno per provincia. Siamo passati dalla ghiotta messinese alla norma catanese, al macco con le fave dell'Agrigentino, un po' tutte non me le ricordo in questo momento, le abbiamo già presentate. Per quei piatti già abbiamo avviato l'iter di riconoscimento STG, specialità tradizionale garantite, che è il terzo marchio comunitario dopo le DOP e dopo le IGP. Questo è un progetto importante perché noi vogliamo fare in modo di riportare alla tradizionalità e alla storicità la produzione dei nostri piatti, cioè utilizzando le materie prime provenienti da quel luogo. La ghiotta messinese è un esempio tipico, per esempio, di un progetto comunitario, perché come tutti sappiamo il pesce stocco non si produce in Sicilia o in Italia, è un prodotto tra le altre cose IGP a livello norvegese, quindi noi utilizzeremo per la ghiotta messinese un prodotto già IGP, così come utilizzeremo gli altri prodotti IGP, da cappere di salina, da sale di Sicilia e tutte le altre cose che fanno. Così avverrà per Malta. Siamo con Paul Magri, un manager che rappresenta lo Stato maltese, perché quest'anno c'è stato questo gemellaggio fra Italia e Malta. Ecco, com'è andata l'iniziativa e che tipo di riscontro avete avuto e quali sono le vostre aziende che hanno esposto? Allora, io sono di Malta, dell'Agenzia del Cibo di Malta, lavoro col governo e rappresentiamo le aziende, l'azienda artigianale, agricoltore, così. È andato bene, abbiamo miele, formaggio, liquori, sale anche, è andato bene, credo. Ecco, il mercato siciliano è un mercato in espansione per voi di Malta, no? Lo spero, ma lavoriamo insieme. Anche Malta compra da Sicilia, Sicilia compra da Malta. Quindi è un'esperienza che si può ripetere, no? Sì, lo spero. Quale agevolazioni dà il governo maltese per le proprie aziende produttrici, artigianali? Non l'ho capito. Che agevolazioni dà il governo maltese per favorire l'artigianato? Lavoriamo tanto con loro, con promozione, fondi. Okay. È in espansione l'artigianato, voi vivete di turismo ovviamente, però sì. L'artigianato com'è l'artigianato in l'agricoltura a Malta? È un'industria grande, però come tutto il mondo non è rimasta così grande. Va bene, ok, perfetto. Siamo con Cateno De Luca, sindaco di Taormina. Sindaco, ultimo giorno di Taormina Food Expo, abbiamo visto tante eccellenze, questo gemellaggio con l'isola di Malta, un suo bilancio, una valutazione sull'importanza di questo momento culinario per la Sicilia e non solo?
Noi abbiamo messo in piedi una strategia insieme agli organizzatori, ringrazio la CNA, che riguarda proprio una accoppiata vincente, l'agroalimentare su quella che è la nostra vetrina, Taormina e la Sicilia in piccolo, e quindi l'abbinamento tra le nostre tradizioni agroalimentari, cultura, archeologia, turismo, e questo ovviamente nell'ottica di creare dei sistemi replicabili per un blend diffuso che porti le eccellenze anche siciliane non tanto ad essere esportate, ma noi vogliamo invece che il mondo passi da qui. Questo è il vero obiettivo e il risultato è veramente eccellente. Quindi bisogna dare merito alla CNA Sicilia di questo evento che ha scelto proprio Taormina? Assolutamente sì, ho avuto modo di ringraziarli quando c'è stata l'inaugurazione, e proprio in questo territorio noi abbiamo iniziato il percorso sugli antichi mestieri e le tradizioni popolari già nel 2004, quando ero sindaco di Fiume di Nisi, e abbiamo fatto un GAL, un gruppo di azione locale, basato esattamente sulla valorizzazione degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari, proprio con anche un finanziamento importante che la Comunità Europea ci ha assegnato, ed ora questo percorso sta proseguendo una strategia di brandizzazione. Conosciamo ora un'azienda maltese e ci racconterà i prodotti in esposizione e ci farà anche un bilancio di come è andata. È andata benissimo, tanto bene, siamo contenti. Noi siamo azienda di Malta, noi facciamo prodotti alimentari, noi facciamo pane, produciamo pane con lievito madre, senza additivi e di lunga fermentazione. Solo pane? No, pane, dolci e anche prodotti surgelati. E voi a quale mercato vi rivolgete? Noi siamo a Malta, c'è 30 punti vendita nostri. Il nome sono tutti un brand Maple. Quindi con questa presenza qui a Taormina pensate di entrare anche nel mercato siciliano? Proviamo. È venuta qua per proviamo vedere che il prodotto nostro è gustato dal siciliani. È stata una bellissima fiera in cui abbiamo avuto l'opportunità di fare networking con i nostri coetanei in Sicilia, anche con i nostri partner a Malta che manco li conoscevamo, ed in più abbiamo avuto un bel riscontro anche con il pubblico in generale. Siamo un'azienda che produce agroalimentare in un modo artigianale. Quindi produciamo delle marmellate, olio d'oliva, aceto balsamico, vini, e poi produciamo anche salumi e dei distillati. Siamo l'unica azienda a Malta che ha la licenza per produrre distillati. E devo dire che abbiamo avuto un bellissimo riscontro sia con il nostro gin e sia con la nostra sambuca. Credo che questa fiera, che io conosco Taormina soltanto come turista, prima di oggi la sapevamo soltanto così, ci ha mostrato quanto è grande il potenziale e quanto è anche grande l'opportunità di fare gemellaggi di questo tipo anche con i nostri amici qua in Sicilia. Ok, grazie. Quindi è andata bene allora? A posto. Tra le aziende che espongono, l'azienda agricola di Casangelina, ecco, di dove siete voi e che riscontro avete avuto? Qual è il prodotto, diciamo, che più è stato apprezzato? Siamo di Agrigento, l'azienda è di mamma, un'azienda con esperienza ultra settantennale. C'è stato un buon riscontro anche perché c'è stata un'affluenza, diciamo, soddisfacente da parte delle persone. E quello che ha fatto maggior successo è stato il prodotto principe del nostro territorio di Agrigento, il Nero d'Avola, in particolare col Nero Sacro. È un prodotto che ha avuto un buon riscontro, come dicevo, e ci sta dando tanta soddisfazione. Altri vini che producete? Altri vini, a parte il Nero d'Avola in due lavorazioni diverse perché c'è un barricato e un affinamento d'acciaio, abbiamo anche un grillo e un catarratto, ottimi prodotti che rispecchiano la cultura siciliana, agrumi di Sicilia che trovate nei nostri prodotti, diciamo. Quindi un'esperienza da ripetere? Un'esperienza da ripetere questa? Senz'altro, un'esperienza da ripetere, e anzi invitiamo le persone ad approfittare di questi incontri così da conoscere i nostri prodotti e far conoscere anche l'esperienza sensoriale che questi prodotti danno.
Ne conosciamo un'altra azienda, prego, è la Sigilnatura Bio. Sì. Cosa esponete voi e se mi fa anche un consuntivo di come è andata l'iniziativa? L'iniziativa è stata abbastanza positiva, l'affluenza fra sabato ed oggi è stata maggiore rispetto agli altri giorni, ovviamente per il fine settimana. Noi esponiamo maggiormente agrumi della nostra zona, ovviamente biologici, dalla produzione alla commercializzazione e soprattutto stiamo proponendo la frutta esotica nata, prodotta e cresciuta in Sicilia. Ci sono delle zone vocate dove la frutta esotica ovviamente viene in maniera tranquilla, facile, partiamo dal mango, avocado, il melograno ormai è una coltivazione quasi siciliana, praticamente siciliana e siamo contenti di far conoscere il nostro prodotto. Dico, questi prodotti attecchiscono in Sicilia? Sì, attecchiscono perché le condizioni climatiche ce lo permettono già da diversi anni, anzi stiamo andando verso proprio la tropicalizzazione, quindi mentre prima eravamo fermi solo sul mango, sull'avocado, adesso tanti frutti come il finger lime, il frutto della passione e tanti altri prodotti esotici che un tempo era impensabile venissero coltivati in Sicilia. Un'esperienza positiva. Un'esperienza positiva e soprattutto si pensa che sia un trend in continuo incremento per i prossimi anni. Ci stiamo investendo tanto su questo e siamo contenti di quello che stiamo facendo. Io sono Stefano Mancuso, sono il titolare di questa azienda agricola assieme a mia sorella e ai miei figli. Si chiama Agriman Event SS e siamo usciti da 2 anni con un marchio nostro, la tenuta del nonno, perché questo terreno era di mio padre e i ragazzi l'hanno voluto riprendere e iniziare una nuova cultura. Siamo in conversione biologica, dal 1° gennaio in biologico a tutti gli effetti. Produciamo mandorle di qualità tuono, di calibro 36-38. Quindi un prodotto ricercato, no? Un prodotto ricercato molto dagli sportivi, è uno spezzafame e in più contiene anche dei nutrienti per far sì che il colesterolo venga mantenuto sempre basso. Il bilancio di questa iniziativa come è andata? Abbastanza positiva, molto positiva per noi. Era la prima nostra esperienza, è stata molto positiva. Diciamo, diamo merito alla CNA che ha organizzato un evento importante. Abbiamo avuto dei contatti, che era quello che noi cercavamo, perché abbiamo una grossa produzione, abbiamo circa 5.000 piante e ci interessava riprendere i contatti con qualcuno che potesse essere interessato a un prodotto di nicchia. Salve, Caseificio Terra Mia, sono un piccolo produttore, un giovane imprenditore dove produco formaggi, è da 5 anni che ho questa azienda, lavoro principalmente formaggi al latte di pecora, latte ovino, ma anche faccio i caprini e vaccini. Cos'è che è stato più richiesto in questi giorni? Va forte il pecorino con la scorza di limone, seme di finocchio, origano e salvia, un equilibrio di vendita uguale, molto simile. Senta, come valuta questa iniziativa? Molto interessante anche perché mette a contatto oltre con privati ma anche con aziende estere provenienti dalla Finlandia, USA, Inghilterra ed è molto importante soprattutto noi del sud che abbiamo questa opportunità per una crescita aziendale. Quindi ha avuto degli ottimi riscontri, no? Sì, ho avuto degli ottimi riscontri, speriamo a breve di essere contattati per un'ulteriore vendita e un'espansione aziendale. Ok, grazie. Elisa Scarnà, siamo Nuova Dolceria. Abbiamo il laboratorio artigianale a Ferla, un piccolo borgo in provincia di Siracusa e il punto vendita ce l'abbiamo a Siracusa a Corso Umberto. Ecco, parliamo di questa iniziativa, una sua valutazione, se ci racconta un po' com'è andata e qual è stato il prodotto più gettonato? Sì, allora l'azienda è un'azienda che va avanti da 3 generazioni, da più di 35 anni e quest'anno abbiamo sponsorizzato molto il nostro panettone Mazzarone che è fatto all'interno con dell'uvetta di Mazzarone e gelo al moscato, che è questo qui praticamente. Poi abbiamo diversi prodotti, le faccio assaggiare se vuole anche questo qui che è molto particolare, c'è la ricotta ricandita, scorzette di fico d'India e mostrate di fico d'India, è una cosa particolare che facciamo soltanto noi. Com'è andata l'iniziativa, da ripetere, insomma un bilancio? Sì, è stata una bellissima esperienza, comunque sicuramente da rifare, è stato il nostro primo anno qui a Taormina e spero di ritornare insomma
gli altri anni successivi. Conosciamo questa azienda, l'Isir Innovation, che prodotto offrite e che riscontro avete avuto di questa iniziativa? Perfetto, allora questo prodotto che abbiamo utilizzato, abbiamo lavorato 10 anni in casa farmaceutica per realizzarlo, perché il Ganoderma messo insieme col guaranà, le bacche di goji e la vitamina C arancia rossa non è una cosa da poco, per questo ci ha preso 10 anni di lavoro nella casa farmaceutica. Siamo riusciti a vincere e ottenere sull'innovazione europea a Milano, al RO, e siamo stati premiati dal governo italiano su questo. Oggi siamo qua per far conoscere il nostro prodotto. Il Ganoderma viene utilizzato dalla medicina perché contiene glucotione, perciò questo glucotione è un antinfiammatorio unito con le bacche, il guaranà e l'arancia rossa. Abbiamo fatto il food più potente che oggi è sul mercato europeo perché è tutto al naturale. Ecco, un riscontro di questa iniziativa. Sì, un riscontro molto positivo perché ci siamo interfacciati con altre realtà, abbiamo visto che anche le istituzioni hanno corrisposto, ma non solo quello, c'è stato anche il popolo che ha gradito tantissimo, abbiamo preso anche delle buone commesse e spero di continuare su questa strada. Dov'è la vostra azienda, dove producete? A Siracusa, provincia di Siracusa, Floridia, via Libero Grassi, eccetera. Ecco, siamo lì e vi aspettiamo per farvi assaggiare il nostro prodotto che fa bene e così aspetteremo i vostri commenti dopo. In questo nostro giro assaggiamo ora un prodotto sicuramente molto interessante che è l'amaro di fico d'India rosso siciliano. Conosciamo il produttore? Sono Paolo Santoro, buongiorno a tutti. Questo è un amaro al fico d'India denominato amaro Cusimarita, che nasce dall'idea della mia separazione. Molto buono, molto gradito da Dolce & Gabbana, Fiorello, insomma sta andando piuttosto bene, parte da Siracusa e piano piano stiamo formalizzando la rete. La caratteristica di questo amaro? Che è solo fico d'India, poi c'è aggiunta dall'Agenziana che gli dà il sapore amarostico e quindi praticamente si svolge in due fasi, prima arriva dolce e poi amaro, insomma assolutamente da provare. Un riscontro su questa iniziativa? Il riscontro, siamo stati a Vinitoli, abbiamo un buonissimo riscontro anche qui all'Expo di Taormina, sta andando piuttosto bene, è molto apprezzato, quindi insomma un ottimo prodotto, devo dire. Sono di parte, però ovviamente lo dicono gli altri. Vediamo questo nostro speciale con un piatto che ora l'Associazione Cuochi di Enna ci preparerà e ci presenterà. Assolutamente, buona giornata a tutti. Intanto gran chiusura del Taormina Food Expo con il nostro falso magro all'ennese, dove andremo a fare questo piatto risalente al Medioevo, che veniva poi portato dai Monzù ed era prima un piatto privilegiato per diciamo, le persone benestanti, poi è stato tramandato, è diventato più popolare e oggi lo presentiamo qui a Taormina assieme ad tanti altri prodotti del nostro territorio, come ad esempio la tenuta bauccia con un olio d'oliva straordinario, raccolto la notte, pensate, molito entro l'alba, la cassatella di Agira che non poteva mancare, il buccellato di Enna di Paolo Severino, un grande maestro internazionale, che dire, altri prodotti come il pane di grani antichi fatti da Paolo Severino, un noto panificatore ennese, e poi anche ovviamente la vastedda di Troina, che è un'altra eccellenza, tra l'altro un prodotto DOP a marchio che è qui presente a Taormina. Quindi che dire, un'altra azienda importante, ad esempio a Gagliano Castelferrato, che usa prodotti a chilometro zero, quindi che ne ha fatto poi un'eccellenza internazionale, Fico D. Quindi andremo a abbinare il nostro dolce al liquore proprio della provincia di Enna. Ma il falso magro, torno un attimo al falso magro, che è un prodotto forse poco conosciuto dai giovani. Qual è la specialità nel preparare il falso magro? Allora, il falso magro viene preparato intanto con una carne quindi a base di vitello, questo è importante, dove all'interno di questa sacca verrà messo del tritato sempre di vitello condito e la particolarità è mettere della mortadella
che all'epoca, ovviamente ora la mortadella è diventata importante, ma all'epoca era il salume più povero, viene messo all'interno. Dopo metteremo l'uovo intero e la particolarità poi sta anche nella cottura, che prima veniva fatto con il torcione, direttamente le massaie. A forno? A forno, assolutamente a forno, e poi cotto con sugo astratto all'epoca, perché poi c'è tutta la storia dell'astratto, il nostro sugo all'antica, e l'uovo sodo. Quindi la particolarità, ovviamente tutto guarnito con le patate. La particolarità qual è? La cottura all'interno di questo torcione che le nostre massaie usavano, perché all'epoca non avevamo la carta forno, la pellicola eccetera, quindi si utilizzava per arrotolare questo falso magro un torcione. A quel punto la cosa bella, la magia avviene tagliandolo e vedendo all'interno il pezzo di uovo, la mortadella, il tritato, quindi diciamo che è un'esplosione di colori e di sapori. Quindi diciamo un'esperienza da ripetere anche nel 2025 questa iniziativa di oggi? Assolutamente, direi che questo evento è da ripetere perché promuovere le regioni siciliane e la Sicilia tutta, grazie anche a CNA Sicilia, al segretario regionale Tindaro Germanelli che ci ha coinvolto e un po' a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte, sicuramente diventa importante. Io ringrazio la città di Taormina per l'ospitalità di questi giorni. E ovviamente la Federazione Italiana Cuochi, no? Assolutamente sì, Unione Cuochi Siciliani regionale, e siamo qui. Noi facciamo parte della Federazione Italiana Cuochi, io come rappresentante in nome di Rosario Seidita diciamo massima disponibilità.